Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità invita a riflettere sulla depressione. Io insegno psicopatologia da una vita. Dirigendo un centro clinico e poi l'IREP, il laboratorio clinico e l'Istituto di Psicoterapia Psicanalitico sia a Roma che a Padova, oggi faccio il vice direttore perché mi dedico di più alla clinica ancora di più. Perché parlavo della depressione come giornata organizzata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità? Perché vedete, tutte le ricerche epidemiologiche effettuate negli ultimi, io credo, 15 anni hanno visto sempre arrivare di più la caduta nella malattia depressiva. Per molti anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato in realtà più spazio alla schizofrenia, perché la schizofrenia, gli psicotici in genere fanno rumore, creano più disastri, fanno catastrofi, tralasciando la depressione. Perché? Perché la depressione è un male oscuro, è qualcosa che lavora dentro di noi e che molto spesso sia la psicopatologia che la psichiatria l'ha configurata come il male oscuro. Una melanconia all'inizio che poi immobilizza l'attività mentale del soggetto. Per i clinici, quindi per noi, parlare di depressione è abbastanza difficile perché si parla di sindrome, cioè di un'associazione di attributi, perché quando si comincia una psicoterapia, quindi un trattamento della cura per la depressione, dobbiamo innanzitutto chiederci qual è il funzionamento mentale del soggetto e soprattutto dobbiamo chiederci a che cosa appartiene questo male oscuro. Voi dovete sapere che in questi giorni mi è capitato di incontrare, sempre per motivi scientifici di lavoro, colleghi che hanno rapporti con l'ospedale San Raffaele di Milano. La cura e il trattamento della depressione viene fatta, la terapia, con la luce. Questi pazienti, non so se conoscete questa cosa, questi pazienti vengono privati del sonno perché questo poi ha e sono sempre tenuti svegli per un certo periodo di tempo, non si usano i farmaci. Questo perché? Perché l'aumento della depressione oggi è del 5%, quindi una persona su 20 cade in uno stato depressivo. Allora è facile parlare di malattia depressiva quando il soggetto arriva da noi e facciamo la diagnosi di depressione unipolare, cioè la depressione maggiore, per usare un termine della vecchia psichiatria, oppure un disturbo dell'umore, depressione e maniacalità. Il problema molto serio per chi lavora nella clinica, nella psicopatologia grave, è che arrivano sindromi differenti, soprattutto oggi. A me è interessato molto ascoltare la professoressa Olivero Ferraris prima, perché mentre lei parlava io collegavo quello che vedo da oltre 40 anni di psicoterapia e quindi di psicopatologia, soprattutto a partire dalla prima infanzia. Perché? Perché le forme di depressione che noi vediamo oggi sono forme di depressione agite. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la persona si comporta, che la persona esce, che la persona lavora, che la persona vive comportamenti e una vita all'apparenza, finché ce la fa, finché diciamo il suo sistema difensivo in qualche modo regge queste angosce profonde che poi esplodono soprattutto in canali somatici, perché alla base le vie somatiche sono quelle vie che le nostre tensioni, le nostre ansie prediligono quando non siamo forniti di strumenti psichici evoluti, quindi di un io forte, strutturato, con confini saldi, con una forza, capace di accettare i cambiamenti e quindi di integrarli nell'unità psichica, e soprattutto abbiamo un sistema difensivo elaborato che ci porta in qualche modo a trovare delle strategie, a scovare nuove soluzioni. In questo caso le tensioni, quando invece lo psichismo non è dotato di questi strumenti evoluti, le tensioni volano
vanno fuori, si incalanano per altre vie. Quella psicosomatica è sicuramente la più diffusa, ma quello che mi interessa è parlare di equivalenti depressivi. Non è che ho scoperto chissà che cosa. Guardate, già intorno agli anni 50, Mal, io ho molto studiato in Francia e a Losanna e poi in altri luoghi, metteva in evidenza come c'è una depressività e una morosità in molte persone, perché vedete ci sono due momenti fondamentali della formazione di una personalità: la prima infanzia e l'adolescenza. Nella prima infanzia si struttura la soggettività. Noi italiani soprattutto, io sono molto orgogliosa anche con i colleghi degli altri paesi, la scuola di Parma di neurofisiologia ha messo in evidenza le capacità a cui accennava prima la professoressa del cervello, la sua plasticità, i neuroni a specchio, tanto per parlarne. E noi vediamo come gli stati emotivi di chi si occupa del bambino a partire dalla primissima infanzia, oltre che alla sopravvivenza fisica, quindi curarlo, accudirlo, eccetera, agiscono nel poter sviluppare le potenzialità biologiche. Sono gli stati emotivi della madre, lo dico con un linguaggio, e chiedo scusa, molto semplice, proprio perché vorrei dare più informazione, risvegliano le potenzialità biologiche del bambino, perché l'equilibrio di una personalità, quindi la nostra attività mentale, il nostro essere persona, nasce da una molteplicità di fattori che interagiscono tra di loro. Sono fattori di ordine biologico, di ordine psicologico, di ordine sociale. E qui dobbiamo fare subito una parentesi. Vedete, la sintomatologia non è mai distaccata dal contesto socio-culturale in cui una persona vive, e tutta la approfondita visione che la professoressa ci ha dato, vedete, mette in evidenza un cambiamento tremendo che è sociale. Allora sì, Bauman ci ha parlato di società liquida, eccetera, sappiamo tutto, conoscete tutti perché siete tutti addetti al campo, però la vera difficoltà dello psichismo è poter integrare ed elaborare questi cambiamenti. Allora, il problema nasce perché? Perché quando noi nella prima infanzia cominciamo a strutturare la soggettività, questa soggettività, se si sviluppa, il termine normale lo usiamo tra virgolette, un bambino cosiddetto normale, questo bambino viene accudito, vive le sue sensazioni dapprima nel corpo, queste sensazioni verranno poi attraverso i buoni interventi ripetitivi della madre, verranno decodificate, quindi le sensazioni dal corporeo vengono iscritte nel mentale. E questo come succede? Certo, ci deve essere un sistema nervoso che funziona, questo bambino non deve avere deficit biologici strutturali, ma la madre attraverso le cure fisiche passa un mondo emotivo, stati affettivi profondi, quello che in termini psicanalitici oggi si usa sempre meno, noi chiamiamo investimento. In parole povere, questa madre e questo bambino in qualche modo si devono innamorare, devono cominciare ed imparare a dialogare tra loro. Vedete, io vengo da una formazione psicanalitica classica e allora si parlava allora sempre di mondo intrapsichico, ma l'uomo vive in relazione. È nella relazione che il bambino comincia a trarre gli elementi per costruire la sua soggettività, il suo mondo mentale. Accanto a questo noi dobbiamo tener conto che non c'è solo una madre, c'è un padre, c'è una coppia, c'è una famiglia. Che cosa succede? Succede che la presenza dell'altro, il terzo, apre lo spazio mentale, cioè porta il bambino a uscire dalla galassia narcisistica materna per poter arrivare alla percezione dell'esistenza dell'altro, e questo porta l'attività di pensiero da una dimensione a due a una dimensione ternaria. Che cosa succede all'universo depressivo? Io potrei parlare per ore perché tutta la mia vita clinica di professione è impegnata su questi aspetti. Vedete, come si forma un equilibrio depressivo? Se noi teniamo presente questi pochi dettagli che io ho introdotto, dobbiamo renderci conto che questo bambino, che un domani diventerà un portatore e vivrà una grande sofferenza di tipo depressivo fino ad arrivare al male oscuro e non a un malessere che fra poco spiegherò, come si è formato?
Allora, innanzitutto esistono famiglie in cui le dinamiche di tipo depressivo più facilmente si sviluppano. A volte ci sono famiglie, noi abbiamo fatto tante ricerche, qui a Padova il centro clinico, la cui responsabile è qui la mia collega, la dottoressa Nalon, vediamo e vedono anche gli altri colleghi che molto spesso in famiglia c'è qualcuno che è portatore di depressione. Può essere per esempio il papà o la mamma che dichiaratamente, per esempio, hanno un disturbo di carattere depressivo, di ordine depressivo, soprattutto un disturbo dell'umore. Perché mi fermo su questo? Perché quando c'è una depressione grave, una schizofrenia, quindi c'è un disturbo psicotico conclamato, è come se i bambini per un certo tempo si arrangiassero in qualche modo. La depressione costituisce un clima familiare molto diverso, perché c'è l'alternanza del comportamento della madre, soprattutto. Quante madri dopo la nascita dei bambini soffrono di blues, cioè di depressioni postpartum, per esempio. Allora questo danneggia subito il bambino a partire dai primi passi per acquisire una decodifica che porta all'apertura dello spazio mentale. Questo bambino che riproduce quando è bene accudito e crea gli oggetti transizionali, un bambino che diventerà depresso viene danneggiato precocemente nel presimbolico. Ecco perché molte depressioni agite assumono la via psicosomatica. Non so se sono chiara. L'altro aspetto invece che ci interessa è che questa madre, soprattutto all'inizio, la madre più presente del padre, e il padre non è in grado evidentemente di sorreggere o di correggere certi aspetti involuti dell'attività mentale della madre, ha un'alternanza di umore. Pensa a una paziente che oggi è una paziente dedita alla dipendenza da alcol, una donna di 40 anni che si è bruciata la carriera, 3 incidenti, 4 operazioni, tolta la patente, una situazione molto grave. È stata inviata da noi a Roma e lei mi dice: mia madre era malata di depressione, ma io l'ho capito veramente che cosa aveva mia madre da quando ho cominciato la psicoterapia. Chiedo perché. Dice: viveva giornate intere chiusa nella sua stanza al buio e io bussavo alla porta e mia madre non rispondeva. Tornavo da scuola, la scuola elementare, la cucina, il fornello spento e quella porta chiusa. Allora che cosa succede? Che il bambino che diventerà in futuro un individuo depresso è un bambino che molto presto pensa di non valere, di non essere amato. Quando i bambini, questo chi lavora con i bambini lo capisce subito, le ricerche per esempio fatte nell'entrata alla scuola materna, i bambini che si sentono amati imparano dentro di loro a sentirsi di valore, quindi sono bambini che non svilupperanno una vera fragilità di struttura di organizzazione narcisistica, ma cominciano, come diceva Winnicott per fare un riferimento Bion, si sentono pensati, quindi le radici dell'autostima cominciano molto presto. I depressi in tutte le forme, con tutte le differenze di intensità e di diciamo di dolore, hanno un difetto grave dell'autostima. Il dolore è talmente grande di non valere niente, un senso di colpa gigantesco, per cui sono sempre loro che hanno causato le catastrofi. Quando poi la base della personalità funziona in modo psicotico, loro si credono responsabili di tutto quello che avviene nel mondo. Però lì, scusate, siamo già ad un altro livello di funzionamento psichico. L'altro aspetto che invece è importante è l'adolescenza. E qui cominciano le cose gravi. Perché? Perché l'adolescenza come periodo evolutivo di cambiamento per l'acquisizione dell'identità naturalmente comporta un periodo di lutto. Il depresso non può fare il lutto perché vive sempre il lutto, è solo, abbandonato e disperato.
nell'interno, nel mondo profondo. Il problema serio che è arrivato nell'adolescenza, il cambiamento prima di tutto è un cambiamento biologico, fisico, che è inarrestabile, ma questo cambiamento, per poter acquistare l'identità e diventare persone adulte, deve essere integrato. Il depresso, che da bambino ha avuto quello che ho solo accennato, non ha la capacità a 15, 17, 18 anni di poter integrare i cambiamenti. Allora si potrebbe obiettare, ma sono cambiamenti fisici che abbiamo vissuto e viviamo tutti. Sì, d'accordo, però che cosa significa ritrovarsi un corpo adulto, provare sensazioni sconosciute, un corpo soprattutto sessualizzato? Questo tocca l'immagine che noi abbiamo di noi stessi da un lato, ma il discorso diventa più pericoloso per il funzionamento psichico del soggetto, dover toccare la sfera dell'immaginario, dover toccare la sfera del desiderio, perché quando abbiamo la possibilità e gli strumenti psichici per poter elaborare i cambiamenti, non succedono le catastrofi. Tutti voi pensate alla vostra adolescenza o pensate agli adolescenti che conoscete, hanno momenti di collera, hanno sbalzi di umore, hanno ritiro, e si dice molto spesso ma è una crisi dell'età, e la parola depresso entra subito nel linguaggio familiare. Oggi è depresso, lo diciamo anche noi, ma la situazione non è questa, perché molte situazioni, molti segni a quest'età, l'adolescenza, vengono tralasciati. Allora non siamo più in queste situazioni di fronte a un momento di difficoltà, per cui poi l'adolescente si riprende e va avanti e comincia ad acquistare maggior indipendenza, ma siamo di fronte a un blocco all'amorosità, alla depressività, che costituisce un blocco della crescita. Aspetto questo che fa girare l'adolescente attorno a se stesso. Le tensioni che il corpo sessualizzato procura, l'incapacità di vivere nell'immaginario e di mettere in atto l'attività di rappresentazione, di elaborazione, di riflessione su quello che succede e arrivare a una delle produzioni più elevate della mente umana, che è la produzione simbolica, viene bloccata, viene arrestata. E che fine fanno le angosce? La vita impulsiva comincia ad agire nei comportamenti. Queste sono le depressioni agite, e allora voi trovate equivalenti depressivi nelle patologie borderline, trovate equivalenti depressivi nell'autolesionismo, negli antisociali, che sono arroganti, che ci infastidiscono. I ragazzi a cui la professoressa faceva riferimento, che è una storia tragica, quello della ragazza picchiata, sono ragazzi che non ci piacciono al momento, perché urtano per l'arroganza, urtano per l'aggressività, urtano per il senza regole, per il non riconoscere niente. Ma sotto che c'è? Il sintomo, diceva Freud, è un aggiustamento, una modalità di riuscire in qualche modo, anche se tragico, a tenere in piedi un equilibrio mentale. In realtà questi giovani hanno un cronico senso di vuoto. Quando ascoltavo Kemberg sul cronico senso di vuoto, pensavo molto spesso, per esempio, ai giovani tra i 15 e i 18 anni che cominciano prima a usare Spinelli, poi si fumano i cannoni, arrivano da noi dissociati, per cui uno, se lì per lì non sta attento, li prende immediatamente per psicotici, ma c'è l'azione del fumo, l'azione della sostanza che ha stravolto tutto il funzionamento della personalità. Bene, questi ragazzi scippavano, schiaffeggiavano vecchiette, rubavano borse, e quando poi ti rispondono ma poteva lasciare la borsa, non sarebbe caduta, a 86 anni non si sarebbe fratturata il bacino, e quella con la borsetta in mano che usciva dalla posta, dall'ufficio postale. Quindi che cos'è? Una totale mancanza di sensibilità. Bene, tutte le esperienze precoci, traumatiche, vissute nella primissima infanzia, guardate che parlo dei primi 3-4 anni di vita, e questo non lo fa vedere solo la clinica, lo fanno vedere le neuroscienze, sono quindi scientificamente cominciano a essere dimostrabili. Penso ai saggi di Solms, quando afferma, e in certe cose conferma e altre disconferma, il pensiero di Freud. Noi vediamo che sono ragazzini che hanno subito delle violenze inaudite. Guardate, quando parliamo di violenze, la maggior parte, io credo, pensa agli abusi, ma l'abuso non è solo fisico, i maltrattamenti sono psicologici. Nel caso della depressione ce n'è una particolare di esperienza
terribile, è l'umiliazione, il non valere niente. Molto spesso mi sento dire: io sono azzerato, ero azzerato da mio padre. Quando si riesce a parlare, come scoprire l'arrivo della depressione? Cerco di dare più insight. Diciamo che tra i 15 e i 16 anni, il primo a 14, il primo aspetto è il ritiro su se stessi. Noi in clinica, in termini scientifici, si chiama ripiegamento narcisistico, che corrisponde come comportamento a una chiusura verso l'esterno, a un isolamento, a lasciare i compagni, a volte c'è l'abbandono della scuola e poi si arriva ai tentativi di suicidio, oppure si arriva al suicidio. È come se a quel punto il soggetto si impadronisse fino a distruggere se stesso, cioè il proprio corpo. L'altro aspetto importante è che la depressione, gli stati depressivi sottostanti, guardate, possono prendere altre vie di manifestazione sintomatologica. Pensiamo ai disturbi alimentari. Che cos'è in questo periodo faccio la supervisione al gruppo di ricerca sull'obesità del Policlinico. La cosa importante che vediamo, per esempio, è che lì il corpo diventa teatro di angosce, ma anche lì c'è un funzionamento di tipo depressivo. Molto spesso, grazie al cielo, non è compromessa la percezione della realtà, perché il disturbo blocca e proibisce l'evoluzione della sfera affettiva, della sfera emotiva. È un disturbo della relazione. Quando si tratta di disturbi alimentari è qualcosa che disturba noi stessi, l'immagine di noi, quindi il corpo diventa lo scenario, il teatro delle angosce depressive. Il vuoto è la prima cosa, è l'aggressività bloccata, perché quando c'è il trauma, quando c'è l'esperienza violenta precoce, non ti puoi difendere, la prima reazione è il dolore e in questi soggetti non c'è mai l'elaborazione dell'aggressività. Il vero depresso, quando voi cominciate ad avvicinarvi a strutturare la relazione silenziosa, come noi la chiamiamo, è un arrabbiato, ma è un arrabbiato cronico che vive e soffre continuamente, anche se contemporaneamente si sente l'autore di tutto quello che succede. Questo è un meccanismo primitivo. I bambini, quando vengono maltrattati, cominciano a pensare che è colpa loro. È più accettabile pensare che è colpa loro che poter accettare l'idea che mio padre e mia madre non mi amano, mi fanno tanto male perché non ci tengono a me. Questo è un meccanismo dissociativo dell'io che comincia nei primi anni di vita. L'altro aspetto che mi interessa è perché, visto che parliamo di dipendenze, questo stato depressivo porta poi tra i 15 e i 18 anni all'uso di sostanze. Oggi le sostanze sono molto cambiate, noi le chiamiamo le nuove dipendenze in gergo, perché quando io ho cominciato a lavorare in clinica oltre 40 anni fa, le dipendenze vere quali erano? Le droghe. Le più diffuse in assoluto, il pure, c'erano i disturbi alimentari, soprattutto un poco l'obesità, molto l'anoressia e della bulimia sapevamo pochino. Il problema serio invece è che andando avanti e ripensando a tutto ciò che la professoressa ci ha detto, le nuove tecnologie cambiano le abitudini, ma il cambiamento delle abitudini è planetario. Pensate quello che è successo stamattina col bombardamento americano di Trump in Siria. In 3 secondi l'ha saputo tutto il mondo. La storia dei gas nervini l'abbiamo saputa con tutte le immagini che abbiamo visto. Allora, questa informazione senza limiti e senza contenimento, come agisce sui giovani? Perché li porta alla dipendenza? Le famiglie sono cambiate, lo scriviamo, anch'io lo ripeto continuamente, ci facciamo i congressi, gli incontri. Ma che cosa è cambiato della famiglia? È cambiato il guscio, l'istituzione. Io non ce l'ho con le famiglie allargate, con le famiglie arcobaleno, perché ne vedo di tutti i colori. Però è vero che come clinici noi siamo impreparati. Quando questo bambino che è nato con l'inseminazione a Barcellona e la madre mi interpella, viene al centro clinico, anche una donna intelligente, una donna intellettuale, di cultura, e mi dice: io non so come dire ai gemelli la storia del padre. E io dico: signora, si figuri io, anche io non so niente come dirgli. Allora si è scelto il bambino con gli occhi azzurri, capellucci. Forse non si corre a dirlo. Certo.
La realtà è che questo bambino, sapete perché è venuta la madre? Perché questo bambino si è inventato un padre che studia in Virginia, quantico, e è un poliziotto, ha fatto tutta una storia, ha scritto un libro giallo praticamente, capite? Allora, le famiglie e la dipendenza e la depressione, possiamo dire anche famiglie e depressione, perché dietro la depressione c'è la dipendenza. Allora, voi potreste dire tutti i depressi diventano alcolisti, diventano... no, attenzione, fermi un momento. C'è un motivo per cui si diventa dipendenti. C'è qualcosa dentro di noi che viene irrimediabilmente danneggiato quando abbiamo avuto un'infanzia come ho solo accennato. È l'organizzazione narcisistica della personalità. Il bambino diventerà un uomo con una fragilità narcisistica interna molto marcata perché le esperienze traumatiche del passato hanno lasciato lacune profonde. Nel comportamento, nella vita reale, noi non vediamo queste cose, vediamo la grande sensibilità, la grande fragilità, l'incapacità di affrontare i cambiamenti, di affrontare le situazioni e di reggere le frustrazioni. Perché? Perché il livello di frustrazione di questi bambini è stato molto molto forte. Allora, non pensate però alle madri, non vorrei criminalizzare né le madri né i padri, diciamo che non si sviluppa quello che Daniel Stern chiamava sintonizzazione, corrispondenza affettiva, non si entra sulla stessa lunghezza d'onda, ma questo bambino rimane in balia dei suoi fantasmi. Allora, le famiglie di oggi sono diverse, perché è diversa la società. E io se faccio già io stessa la differenza tra la mia famiglia di origine e quella di oggi, c'è una differenza enorme. E allora la differenza in cosa esiste? Abbiamo fatto questo seminario con Massimo Recalcati e Elisabetta. Tutti conoscete Recalcati, l'evaporazione del padre, eccetera. Io credo che sia un problema di limiti. I padri ci sono anche, ma sono o autoritari o mammo. Non c'è l'autorevolezza. Quello che dà i limiti non è il sì e il no, ma è ciò che io internamente trasmetto. Quando una famiglia trasmette, fa accudimento, permette la percezione e la differenza delle generazioni. I bambini che hanno potuto vivere la loro infanzia sentendosi sanamente dipendenti, perché così deve essere, perché i loro bisogni vengono accuditi, c'è la possibilità che li possano espletare con l'aiuto dei genitori. Questo fonda lo psichismo, segna il tempo, segna le generazioni, segna le differenze. Non diventiamo né depressi né schizofrenici. Vabbè, possiamo essere un po' malandati, ma questo fa parte della natura umana, ma riusciamo a trovare una soluzione di vita, mi capite? Quando invece si finisce con il ricorrere a condotte di dipendenza, non c'è la capacità di regolare la nostra vita impulsiva. Noi viviamo solo e sempre uno stato di eccitazione. Allora, cosa è stato danneggiato a partire dalla prima infanzia? Una sfera importantissima che apre lo spazio della mente, è la rappresentazione, il rappresentarsi. Ci pensavo mentre lei parlava del bambino che disegna col foglio bianco. Io sono una che scrive con le penne ancora, perché i miei occhi non mi consentono di poter usare il computer, ma so che troverei della fatica. Perché conoscendomi so che quando apro un foglio bianco e scrivo, per me si apre un mondo. Quindi questo è legato al mio modo di funzionare mentalmente. Per il bambino, invece, che è stato un depresso, l'aggressività non elaborata non permette, per i traumi che ha, di potersi basare sugli interventi continui, ripetitivi, buoni della madre, e quindi questo spazio mentale risulta essere danneggiato. Allora, nell'adolescenza, in cui la pulsione, la comparsa delle pressioni sessuali è molto forte, aumentano queste tensioni. Se c'è la capacità di controllo, quindi un io strutturato, forte, saldo nei contorni, è chiaro, è un'opera di una famiglia che, se produce un bambino così, è una famiglia con un certo grado di flessibilità, che sa venire incontro all'adolescente, sa anche tacere in certi momenti. Quindi voglio dire, non diventa persecutoria e non ci sono delle esplosioni di aggressività come vediamo nelle famiglie a funzionamento borderline. Oppure
C'è il gelo totale, come vediamo nelle famiglie depressive. Ciascuno fa i fatti propri, l'altro non esiste. Se esiste non siamo d'accordo, non siamo disponibili, non siamo capaci a venirgli incontro, ad accettarlo. Allora, questa mancanza di regolazione impulsiva invece è attinente al funzionamento della mente. E allora l'alcol diventa il medicamento o la droga, per fare un esempio, diventa il farmaco che ti avvelena l'esistenza, prende il posto dello psicofarmaco, ma mentalmente quando un ragazzo comincia, questo lo sentite tutti i giorni, è sempre convinto di poter regolare la sostanza. Mi bevo una birra, poi ne bevo 6. Oggi ho fatto parte di un progetto europeo, in Svezia siamo stati a Stoccolma per lavorare e cosa abbiamo visto? Che 11 anni e 5 mesi, 11 anni e 6 mesi questi seduti sui gradini della scuola a bere. Allora, non è solo internet. Allora, internet è la dipendenza casalinga, me lo concedete? Tu stai in camera tua, c'hai tutti i tuoi aggeggi a portata di mano e entri con il mondo. Mi arriva questo ragazzo, ancora un po' di tempo? Bene, arriva questo giovane di 22 anni e lo psichiatra mi dice: Mirella, vedi se possiamo fare qualche cosa. A me non sembra totalmente scombinato. È vero che ha avuto dei problemi in un piccolo periodo di dismorfofobie, cioè che gli cambiava il naso, le mani, eccetera. Dice, però ha preso la maturità, vuole studiare, non capisco bene, vediamo che fare. Sapete come ha passato gli ultimi 3 anni? 3 anni e mezzo, 3 anni e 6 mesi per la precisione, perché siamo molto attenti. Allora, ci sono i giochi di ruolo, 12 ore al giorno, avatar si chiamano, credo, no? Ti scegli un personaggio, abitualmente dell'epoca passata, quindi il Medioevo. Lui aveva, l'ho scritto anche nell'ultimo libro, aveva scelto di essere un cavaliere. A un certo punto la sua identificazione con la realtà vera, la sua vita di persona è svanito. Lui è diventato il cavaliere. Non solo, ma per potenziare la forza di questo cavaliere si paga. Altra situazione, quindi soldini. Prima aveva cominciato con i giochi d'azzardo, quelli che si fanno in casa, ma poi evidentemente questa cosa ha preso di più. Perché? Quando ho sentito questo mi sono detta: ma questo ragazzino che patologia dei legami ha avuto? Che identificazione ha avuto? Perché le identificazioni dell'adolescenza, per arrivare dette secondarie in gergo, per arrivare alla conquista dell'identità, vuol dire che tu devi aver avuto dei legami forti, delle buone identificazioni primarie con tuo papà, con la tua mamma, cioè con gli oggetti di riferimento. Allora ti puoi separare e puoi vivere quel lutto che è il cambiamento, ma non cadi in depressione. Allora, quando si arriva a una dipendenza di questo genere, è l'uso smodato, sbagliato dei mezzi tecnologici. Perché se noi pensiamo a quello che fa il computer, anche per la ricerca scientifica, per la trasmissione delle informazioni, l'opera è strabiliante. L'ho visto anch'io in California, il computer che prendeva 2 stanze. A me sembrava un mostro. Poi se pensiamo al computer di oggi, ma io parlo di una vita fa. Allora, c'è alla base in questi giovani un vissuto depressivo molto serio, molto grave, un'incapacità di elaborare le nuove emozioni, di integrarle nell'unità psichica, e internet con le sue 1000 sfaccettature, con le 1000 possibilità, agevola questa espressione e il calo di tensione, ma il calo di tensione corrisponde poi a assuefazione. Più io placo, più ho bisogno delle dosi, più ho bisogno di tempo, più ho bisogno di ridurre i tempi. Allora si perde il connotato del tempo. I ragazzi tutti usano i computer, a volte fanno anche di più di qualche ora, però in realtà escono con gli amici, stanno con gli altri e via dicendo. Tutte le cose che noi vediamo fatte con i telefonini, questa ragazza si è fotografata nuda, mandato le foto al suo ragazzino, il quale ha pensato bene di distribuirla alla classe, eccetera. Hanno fatto il giro del mondo. Il padre ha denunciato questa situazione ed è venuta fuori una storia legale. Chiudiamo. Il problema è che è un problema di sensibilità, è un problema di formazione. Non c'è solidarietà. Perché hanno bisogno di vivere in gruppo e in bande?
Noi nella nostra adolescenza avevamo i gruppi di amici, accidenti, le feste, le gite, l'uscita, gli amorazzi, gli amorini, le bugie in famiglia, gli orari, la vita dell'adolescente, il cambiamento. Oggi c'è qualcosa di diverso, è l'ordine del senza limiti, non c'è educazione dei sentimenti. Perché io sto a guardare se violentano la mia compagna di banco oppure sto a guardare se prendono a botte? Vengo chiamata a una scuola di Roma dove prese a botte un ragazzino, gli hanno spaccati 4 denti davanti, allora gli incisivi. Allora questo è e tutti a guardare e nessuno è intervenuto. Allora questa... Tante volte sugli schermi anche, quindi si sentono autorizzati. Autorizzati. Che cos'è l'indifferenza? Scusate, in termini di psicopatologia è non coinvolgimento. Se io sto a guardare posso anche essere eccitato, come diceva lei prima, ma io non sono coinvolto più di tanto. Questi bambini hanno vissuto tutti i danni del non coinvolgimento. Perché? Perché se una madre accudisce il suo bambino con un narcisismo normale, con una cura normale, riesce poi a farsi indietro, nel senso che fa avanzare le potenzialità del bambino, mette limiti, dà al bambino la consistenza di statuto di bambine. Questi ragazzini invece danno fastidio, sono stati lasciati a se stessi. Io registro per la ricerca, tutti quelli che vengono ai congressi, avete visto, ne parlavamo prima, i video. E allora che cosa vediamo per fare il funzionamento della diagnosi di personalità nelle prime 4 sedute? Come funziona questa famiglia? Il male di oggi è l'indifferenza, quello che porta all'uso per esempio del smodato, quindi alla dipendenza patologica dell'online, di stare online, è qualcosa di collegato nella profondità del mondo mentale di chi fa questo uso. Perché identificarsi con un cavaliere con la storia del Medioevo e non uscire con i compagni e non parlare vis-à-vis? Perché sei coinvolto, perché devi prendere un contatto diretto. Faceva riferimento ai giapponesi e alla sindrome D. Allora, questi ragazzi tra giovani uomini, perché arrivano anche a 25-27 anni, anche 30, però per motivi familiari io non sono stata in Giappone, ma qualcuno della mia famiglia ha fatto molti lavori per il Giappone. Allora, guarda caso, sono ragazzi primi figli e per la cultura giapponese è una vergogna, quindi denunciano questa situazione dopo moltissimi anni, quando è diventata irreparabile. Io la prima cosa che ho pensato quando ho sentito parlare tempo fa di questa situazione a quello che vedevo quando si facevano i ricoveri forzati degli psicotici, chiusi nella loro stanza, i depressi anche, che non volevano uscire, gli schizofrenici anche. Allora perché dico questo? Perché c'è sempre una base della personalità che è predisposta. Il ragazzo che prova lo spinello, si fuma pure il cannone, oppure fa una tirata e si tira indietro, dice no, sceglie la libertà. Chi sceglie la dipendenza deve bloccare qualche cosa. All'inizio tutti, dicevo prima, sono convinti di poter regolare l'uso della sostanza, poi è la sostanza che ti gestisce la vita, è internet che ti gestisce la vita. Allora, quando l'identificazione fa perdere il senso di realtà, noi funzioniamo in modo psicotico, ma non è che possiamo fare un discorso di doppia diagnosi, alla base c'è un discorso personale di equilibrio e di funzionamento della personalità. Ok? Bene, se mi dai 5 minuti vorrei solo fermarmi a una cosa a cui pensavo stamattina mentre aspettavo la mia amica e collega Elisabetta Nalon. Perché l'età che va tra i 14 e i 18 anni è quella dove maggiormente si vede il disturbo di personalità. Qualche volta, non spiegandolo bene, mi è stato detto: ma tu sei convinta che ci sono disturbi di personalità? L'adolescenza patologica è diversa dalla crisi dell'adolescenza. Quando cominciano ad avanzare dismorfofobie, arroganza, indifferenza, chiusura, dipendenza di questo livello a cui abbiamo accennato stamattina, non parliamo più di crisi dell'adolescenza, ma parliamo di una persona
che non riesce a fare il lavoro del lutto. Ma che cosa vuol dire? Perché noi usiamo molti termini teorici dei grandi pensatori, da Bion a Freud, eccetera, ma la realtà è questo, che questo adolescente deve lasciare l'infanzia e sempre non è possibile, non ce la fa. Deve destrutturare il materiale psicologico infantile e potersi costruire. Quindi noi parliamo di crisi, ma in realtà forse la crisi è più per l'adolescenza cosiddetta normale, quella che porterà alla conquista dell'identità, mentre nell'altra adolescenza avanza un disturbo grave, che è il disturbo dell'integrazione dei cambiamenti. Diventeranno adulti con difficoltà enormi, per esempio, nei disturbi affettivi. Non si diventa dipendenti soltanto dalla droga, dall'alcol o dalle nuove dipendenze. Si dipende da un uomo, si dipende da una donna. E io che lavoro con la violenza e le perversioni narcisistiche, va sicuro che lo stalker in genere funziona in questo modo. Attenzione, l'altro è un oggetto spogliato di umanità che viene usato e deve comportarsi a mio piacimento, e se non funziona e non lo fa, lo ammazzo. Capite che intendevo? Quindi c'è sempre un discorso grave del funzionamento della personalità. Grazie dell'invito.